Formazione manageriale, quando l'impresa sposa l'etica, Good Economy Training, un vero e proprio modello per tutta la Sicilia e non solo. Sì, questa è la prima edizione di questo corso che ci ha entusiasmati a realizzare, progettare e poi appunto diffondere. Si tratta di Good Economy Training, è il primo corso in cui noi cerchiamo di spiegare che l'economia non è quella che pensano molti imprenditori ma anche la gente comune. L'economia non è il profitto e basta, l'economia non è competizione l'uno contro l'altro, ma la vera economia si basa su regole diverse, su una visione lunga, su una visione di sostenibilità dell'uomo in primo luogo. La vera economia è la capacità di condividere, di creare ricchezza, strategia win-win, diciamo, vinco io se vinci anche tu. Quindi la vera economia non è quella che forse è passata attraverso l'interpretazione degli imprenditori che ha causato tutte queste degenerazioni. Adesso basta, occorre un punto di svolta, dobbiamo cambiare, dobbiamo passare dalle persone. E questo è quello che stiamo facendo con questo progetto che è comunque alla base di tutta l'attività della Sicilia Venture Philanthropy Foundation. Ricordo che la Sicilia Venture Philanthropy Foundation ha come scopo quello di favorire le innovazioni sociali, cioè il cambiamento che parte dalla gente che cerca di creare il proprio lavoro tentando di aiutare gli altri. E come? L'innovazione sociale va in tutti i settori, va dall'educazione, va dalla salute, al benessere, l'aiuto agli anziani. E tra l'altro le asimmetrie e le diseguaglianze si stanno aumentando non solo tra i paesi ricchi e i paesi poveri, ma anche all'interno dei paesi ricchi, come sappiamo, e quindi l'innovazione passa solo attraverso il cambiamento della mentalità. Tante le partnership, tante le sinergie, quali sono i progetti futuri? Tantissime le sinergie e le partnership. Intanto dicevo che questo vede insieme conoscenze, know-how di sapere diversi, neuroscienze, mindfulness, economia sociale, economia etica, e quindi chiaramente è piaciuto perché è molto innovativo, quindi faremo delle edizioni lungo tutta la penisola insieme all'Unione Nazionale dei Giovani Dottori Commercialisti. Ci hanno chiesto di fare altre edizioni nel resto della Sicilia, quindi insomma grande lavoro e anche grande entusiasmo.